Buongiorno, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Stanchi, esausti e arrabbiati per la grave crisi idrica. Arrivano dalle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento cittadini e associazioni in protesta davanti Palazzo Dorlean a Palermo. Chiedono un incontro con il presidente Schifani. Comiso, un boato nella notte sveglia e spaventa i residenti. Esplode un ordigno davanti a un'agenzia di pompe funebri, danneggiate le abitazioni limitrofe ma nessun ferito. È doloso l'incendio scoppiato ieri al Policlinico di Palermo, paura per il rogo nel reparto di ostetricia e ginecologia, indagini in corso. Donald Trump, il 47° presidente degli Stati Uniti, nostro sondaggio sulle aspettative dei siciliani. Per molti intervistati a Catania non cambierà nulla. In discussione all'Ars le variazioni di bilancio in vista della nuova legge di stabilità, decine le misure in arrivo tra nuova sanatoria su bollo auto, interventi per la siccità e stabilizzazione dei precari. Calcio, partita spartiacque per il Catania che giocherà domenica a Crotone, la gara dello Scida in diretta e in chiaro su Telecolor. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci della crisi idrica perché oggi c'è stato un sit-in molto sentito, molto partecipato a Palermo, il Codacons, insomma i movimenti per l'acqua che arrivavano dalle province più colpite dalla siccità, parliamo di Caltanissetta, di Enna e di Agrigento. Tutti hanno manifestato davanti Palazzo Dorlean. Sentiamo Marco Gullà. Arrivano dalle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, chiedono il bene primario, l'acqua. In alcune zone di queste città l'acqua arriva ogni 21 giorni. In Tunisia hanno l'acqua tutti i giorni e in Sicilia siamo ridotti così. L'acqua c'è, zona dove non ce l'abbiamo. O tutti o nessuno, non esiste una siccità. Chiedono urgentemente un incontro con il presidente della regione Renato Schifani, sono disposti a manifestare ad oltranza fino a quando non avranno risposte concrete. Con l'innaffiatoio facciamo le docce per risparmiare l'acqua. Scusi il francesismo, incazzate, perché non è normale nel 2024 avere l'acqua ogni 6 giorni solo per l'incapacità e l'inadempienza di gestori. La diga Ancipa intanto è sempre più vuota. Dal 15 novembre prossimo a ricevere acqua dall'invaso nell'Ennese saranno solo 5 comuni, mentre le erogazioni cesseranno per tutti gli altri. La Sicilia è una regione totalmente bagnata dal mare, ha bisogno di fare la danza della pioggia per avere l'acqua dai propri rubinetti. Arrivano bollette esagerate, si parla di 1.000-1.200 euro, senza un servizio ovviamente. Secondo il PD occorre portare avanti in tempi rapidi politiche di modernizzazione fisica dei sistemi irrigui e risulta evidente che sono necessari forti investimenti, hanno detto nel corso di una conferenza stampa. Una ragazzina di 15 anni si è tolta la vita impiccandosi con una corda dell'altalena nella proprietà di famiglia in un paese della provincia di Enna. La procura ha aperto un fascicolo, l'ipotesi è di istigazione al suicidio. La studentessa si era trasferita dal nord Italia con la famiglia soltanto qualche mese fa. Esplosione davanti a un'agenzia di pompe funebri a Comiso, è avvenuto nella notte. Questa cosa, oltre a tanta paura, ha anche provocato danneggiamenti alle abitazioni limitrofe ma anche alle auto. Indaga la polizia. Veronica Barbarino. Paura nella notte a Comiso. Un ordigno esplosivo è stato collocato da ignoti davanti alla porta d'ingresso di un'agenzia di pompe funebri in via Attilio Regolo. L'esplosione ha creato un forte boato e allarmato in molti cittadini della zona. E a voi che cosa ha causato? Io avevo la macchina qua parcheggiata e mi ha rotto il parabrezza. E a casa? E i vetri di là sopra tutti li ha rotto. L'ho sentita in campagna, ma nel Mureccà ci sono 1,5 km. Erano le 2 meno un quarto. Le fiamme hanno subito avvolto i locali al piano terra dove si trova l'agenzia e l'onda d'urto ha causato la rottura dei vetri degli appartamenti limitrofi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Partendo dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno avviato le indagini senza escludere nessuna ipotesi.
Adesso ce ne andiamo a Palermo perché ieri ci sono stati attimi di paura al Policlinico nel reparto di ostetricia e ginecologia per un incendio che è divampato improvvisamente, ma i vigili del fuoco hanno accertato che si è trattato di un rogo di natura dolosa. Sentiamo Lorena Dolci. Quando ha visto il fumo e le fiamme che stavano invadendo il reparto che ospita gestanti e neonati, il vigilante del Policlinico di Palermo in servizio a ostetricia e ginecologia non ci ha pensato due volte. Ha cercato di spegnere il fuoco, evitando il peggio, ma è rimasto intossicato ed è ricoverato in codice giallo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno poi domato l'incendio, facendo una inquietante scoperta. Le fiamme erano partite da un mucchio di stracci imbevuti di liquido infiammabile, lasciati in un cestino dello spogliatoio del personale. Un incendio di chiara origine dolosa. E c'è un precedente. Alcuni giorni fa un altro rogo era divampato negli ex locali del Centro Qualità Rischio Chimico che fa capo a Villa Sofia Cervello, ospitati per anni al Policlinico ma in via di trasferimento. Dentro c'erano ancora costosi macchinari che dovevano essere portati nella nuova struttura. Se si dovesse scoprire che anche quello è stato appiccato dolosamente, si allungano ulteriori ombre sulla gestione del centro, visto che ci sono voluti 8 anni per completare il trasferimento di quello che in tanti hanno definito il laboratorio degli sprechi, con macchinari costosissimi fermi e mai utilizzati. Arrestati 3 uomini accusati dell'omicidio di Sebastiano Palermo, trucidato a colpi di pistola nel febbraio scorso. Si ipotizza un movente di natura economica, mentre a Palermo in carcere è finito un giovane accusato di tentato omicidio per uno sguardo rivolto alla sua ragazza. Aveva pugnalato 2 mesi fa un 21enne, ferendolo gravemente con almeno 9 fendenti. E adesso ricordiamo il caso del femminicidio di Lorena 40 Furci Siculo, perché il ministro Nordio vuole vederci chiaro e acquisisce gli atti di questo procedimento. Con il nuovo processo deciso dalla Cassazione, infatti, l'omicida potrebbe vedere cancellato l'ergastolo inflitto al primo giudizio d'appello per quella che è stata definita l'attenuante da stress da Covid. Francesco Triolo. Le carte del femminicidio di Lorena 40 finiscono sul tavolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'acquisizione degli atti è stata decisa dopo l'interrogazione parlamentare della senatrice messinese di Italia Viva Daphne Musolino sul nuovo processo a carico dell'ex compagno della ragazza Antonio De Pace. Il ministro Nordio ha quindi chiesto una relazione alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, che si sta occupando in seconda battuta della vicenda per la mancata concessione delle attenuanti generiche nel primo giudizio. Lorena 40, la studentessa di medicina originaria di Favara nell'Agrigentino, fu uccisa nel marzo del 2020 a Furcisiculo dall'infermiere calabrese reo confesso Antonio De Pace in piena pandemia. De Pace, proprio con il nuovo processo a Reggio deciso dalla Cassazione nel luglio scorso, potrebbe vedere cancellato l'ergastolo inflitto al primo giudizio d'appello a Messina grazie a quella che è stata definita l'attenuante da stress da Covid-19. Secondo la Cassazione, infatti, i primi giudici d'appello che a Messina gli inflissero l'ergastolo non avrebbero valutato adeguatamente il contesto in cui maturò il femminicidio, cioè la pandemia, un orientamento, quello della Cassazione, che a luglio aveva provocato una vera sollevazione nazionale e che nella sua interrogazione parlamentare al ministro Nordio la senatrice Musolino aveva bollato con parole durissime. L'America ha scelto Donald Trump, il 47esimo presidente degli Stati Uniti, dalle guerre all'economia, passando per i rapporti con l'Europa. Abbiamo realizzato un sondaggio sulle aspettative dei siciliani. Per molti intervistati a Catania, però, non cambierà nulla. Sentiamo Tonino De Mana. Seguendo in diretta le elezioni americane. Sì. E chi ha vinto? Trump. Donald Trump è il 47esimo presidente americano e torna alla Casa Bianca dopo aver battuto Kamala Harris. Un successo, quello del tycoon americano, certificato dai numeri con le schiaccianti vittorie in Pennsylvania, North Carolina e Georgia. Cosa cambia adesso? E soprattutto, quali sono le aspettative dei siciliani? Lo abbiamo chiesto a caldo in un mini sondaggio a Catania. Io temo che purtroppo andremo a peggiorare la situazione mondiale, perché di certo non è una persona che cercherà di risolvere i conflitti, anzi tutt'altro. Io lo approvo, secondo me, perché è molto meglio di Biden. Non cambia nulla perché secondo me si torna indietro.
però poi parleranno secondo me i fatti. Per l'Europa secondo me non cambia niente, perché per come siamo messi ora, se non ci diamo una svegliata ideologicamente sarà lo stesso, o Harris o Trump. Secondo me dobbiamo darci una svegliata noi. Gli americani rimpiangeranno Biden? Assolutamente no. In campagna elettorale ha detto: io in 24 ore fermerò la guerra in Ucraina, e adesso? E adesso penso che non sia vero, penso che la guerra continuerà come continua anche in Palestina. Sul fronte delle guerre spero che migliori qualcosa, perché finora abbiamo visto un po' di passività in merito. Dicono che comunque non ci dovrebbero essere guerre, però non ne ho idea. L'America ha scelto, il mondo adesso guarda con interesse e curiosità al Trump bis. E adesso alla nostra regione, tempo di grandi manovre economiche in Sicilia, entra nel vivo la discussione sulle variazioni di bilancio in attesa dell'arrivo della nuova legge di stabilità 2025. Tante le opere che verranno realizzate, tante i fondi per la stabilizzazione dei precari, per una nuova sanatoria del bolle, gli interventi importanti sulla siccità. Ma sentiamo il dettaglio nel servizio di Maglio Viola. Entra nel vivo all'Ars la discussione sulle variazioni di bilancio, un provvedimento da €500 miliardi che sarà seguito poi dalla legge di stabilità 2025. Si è conclusa la discussione generale e oggi è iniziata quella sui singoli articoli. Si conta di portare ad approvazione la norma entro la settimana. Dalla giunta di governo poi si attende la trasmissione della legge di stabilità approvata ieri sera. Nel complesso €650 milioni, di cui 550 sono stanziamenti in favore dei comuni, delle città metropolitane e dei liberi consorzi. A questi numeri si sommano i numerosi interventi contenuti nella legge di bilancio, tra i quali il finanziamento del trasporto pubblico locale e del collegamento con le isole minori. €85 milioni per la compartecipazione al fondo sanitario, che cresce complessivamente, insieme agli stanziamenti romani per l'isola, di €170 milioni. 10 milioni poi per incentivare la presenza dei medici nei presidi con maggiore carenza di organico. Le iniziative in materia di contrasto alla siccità e per l'agricoltura valgono circa €50 milioni. Ci sono poi finanziamenti ai comuni per acquistare gli scuolabus. Prevista la stabilizzazione del personale ASU del Dipartimento regionale dei beni culturali, altri interventi in materia di protezione civile e turismo e una nuova sanatoria sul bollo auto. Un'inchiesta del quotidiano La Sicilia fa emergere il sistema opaco dei fondi per lo spettacolo e gli eventi erogati ad associazioni appena nate oppure a pochi fortunati, il tutto senza evidenza pubblica, in nome della promozione turistica. Ai nostri microfoni Mario Barresi, autore dell'inchiesta, insieme con Luisa Sant'Angelo. Eva Spampinato. Io partirei proprio dai numeri. C'è un ristrettissimo elenco di poche associazioni, 80 circa, che cuba finanziamenti per circa 8 milioni, e stiamo parlando soltanto di eventi e organizzazioni legate a spettacolo, musica, teatro, con affidamenti diretti senza criteri oggettivi. Oggi sulle pagine del quotidiano La Sicilia, Mario Barresi e Luisa Sant'Angelo firmano una inchiesta che fa luce su un sistema quantomeno opaco che dai palazzi della regione eroga finanziamenti per spettacoli ed eventi ad una cerchia magica di amici senza evidenza pubblica, con la scusa della promozione turistica. La forma è anche sostanza, e quindi c'è questo sistema che con la scusa della promozione turistica, anche se poi mi dovrebbero spiegare che incremento turistico può portare alla sagra dell'arancino di Rocca Cannuccio, si finanziano i soliti noti. Dall'altro lato ci sono circa 300 associazioni che prendono la metà, quindi dividendosi le briciole all'interno del FURS, che è il fondo invece dove ci sono dei criteri oggettivi, tra i quali quelli di essere in attività da 3 anni. L'inchiesta del quotidiano catanese svela nomi e numeri in un groviglio di interessi fra associazioni, agenti e comuni. Adesso siamo alla vigilia della sessione di bilancio all'Ars, dove già sono stanziati 3 milioni e mezzo nel DDL del governo per iniziative vagamente di promozione turistica, e probabilmente il rischio è che ci sarà un altro assalto alla diligenza.
Aumento delle tariffe per le mense scolastiche, dispersione che tocca livelli allarmanti, sicurezza degli edifici. Sono solo alcuni degli argomenti del Focus di oggi alle 14.30. Giusy Lazzara ne parlerà con Andrea Guzzardi, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Catania, Adriano Rizza, segretario generale scuola CGIL e Ferdinando Pagliarisi, CISL Scuola. Per le vostre segnalazioni potete inviare i messaggi di testo alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Ci fermiamo adesso, torniamo tra pochissimo per parlarvi di Sicilia Frutech. A tra poco. È tutto pronto quasi, perché è stato in realtà presentato oggi per il grande evento fieristico del Mediterraneo dedicato al tema dell'agricoltura e alle innovazioni tecnologiche. La partenza è il 28 novembre fino al 30 si terrà al polo fieristico Sicilia Fiere a Mister Bianco, ma ci dice tutto Desiree Ferlito. Frutech 2024, l'evento fieristico del Sud Italia dedicato alla transizione agroalimentare. Dal 28 al 30 novembre nel polo fieristico Sicilia Fiere a Mister Bianco di scena le eccellenze agroalimentari che vengono prodotte su tutto il territorio nazionale, strizzando l'occhio ai prodotti regionali, con la valorizzazione delle produzioni biologiche dall'agricoltura alle innovazioni tecnologiche. Frutech vuole valorizzare quelle che sono le eccellenze del territorio, tutto quello che il territorio con vocazione agrumicola, appunto la Sicilia quello è, riesce a produrre, e con la fascia del trasformato e non solo, avendo una parte internazionale che sono i buyer internazionali che abbiamo coinvolto per l'esportazione dei nostri prodotti, Sicilia Fiera punta appunto all'internazionalizzazione dei nostri prodotti. 3 giorni intensi tra networking e incontri, una vetrina importante dove scoprire le novità in questo campo. C'è stato un coinvolgimento importante della comunità scientifica nazionale affinché vengano qui da noi, in questa terra meravigliosa dove l'ortofrutta ha un valore assai importante, a raccontare tutto quello che è l'innovazione. Frutech guarda al futuro e si pone l'obiettivo di diventare un luogo di scambio, confronto e soluzioni, proprio all'indomani dell'approvazione del bilancio in giunta che destina importanti fondi per il settore agricolo. Siamo ancora immersi in una siccità che è stata terribile e quindi è chiaro che in situazioni di questo tipo il sostegno finanziario alle imprese agricole è uno degli strumenti più efficaci per combattere la siccità. Il futuro è nella terra che calpestiamo ogni giorno. Per questo Frutech, oltre che agli imprenditori del settore, si rivolge soprattutto ai giovani, perché i ragazzi non dimentichino che il territorio è una risorsa indispensabile, sia in tema di produttività che di sbocco lavorativo, in un territorio dalla fortissima vocazione agricola. Adesso la musica con il ritorno in Italia di un giovane siciliano originario di Messina, si chiama Alberto Urso, lo ricorderete come uno dei vincitori di Amici, occhi azzurrissimi e voce potente che spazia tra la lirica e il pop, ritorna appunto in Italia con una nuova canzone che si intitola Atlantide, il servizio. Nel 2022 la sfida è oltre confine. Alberto si unisce ai canadesi The Tenors, uno dei gruppi musicali più importanti a livello internazionale, potendo così portare la propria musica in giro per il mondo. Noi ci fermiamo ancora e subito dopo il calcio cominceremo con il Catania tra poco. Siamo al calcio, domenica, partita che sa già di spartiacque per il Catania che giocherà a Crotone. I rossazzurri devono ritrovare la via del gol dopo gli sprechi con il Messina. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Marco Carli.
Ritrovare la strada del gol, l'obiettivo più importante del Catania nella prossima partita con il Crotone. I rossazzurri fino ad ora sono a quota 15 realizzazioni totali, di cui solo 4 in casa. In trasferta invece gli etnei hanno trovato la via della rete in 11 occasioni, un dato incoraggiante in vista della partita dello Scida. I rossazzurri, distaccati 9 punti dal Benevento capolista, pagano indubbiamente la frenata di questa fase di stagione. Quando il calendario paradossalmente sembrava più facile, gli etnei hanno invece rallentato. La cosa, che da un lato stupisce, è spiegabile tatticamente. Al netto degli erroracci individuali visti col Messina, il Catania soffre in questa fase quando gioca contro squadre chiuse, soprattutto da quando sono assenti i centrocampisti chiave in grado di rompere il gioco avversario. E in tal senso è incoraggiante vedere Sturaro che lavora per provare a rientrare nel più breve tempo possibile. Per lo Scida tornano Quaini e Guglielmotti, c'è anche De Rose pronto a giocare qualche minuto a Crotone, così come D'Andrea, anche lui alla ricerca del gol perduto. Già, perché i dati parlano di un Catania comunque pericoloso, ma gli sprechi sono stati tanti, soprattutto con il Messina. Si lavora dunque per trovare la quadra in attacco. Ci proverà Toscano contro un Crotone che proviene da 5 risultati utili consecutivi. Squadra che rispetto al Catania cerca maggiormente il tiro da fuori. Difensori e portieri avvisati, anche se in questo caso i dati parlano a favore degli etnei, terza miglior difesa del girone con 9 gol subiti. Crotone-Catania sarà ancora su Telecolor. Seconda partita consecutiva in chiaro. Dopo il derby con il Messina verrà trasmessa in diretta la partita dello Scida, in programma domenica alle 19.30. 4 ore live a partire dalle 18.30 con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti, il racconto del match e un ricco post-gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Andiamo al Palermo che lavora in vista del match di venerdì a Frosinone. Rosanero che devono scacciare, oltre alla crisi di risultati, anche il digiuno di gol. Marco Gullà. La sconfitta con il Cittadella brucia ancora e mette in evidenza un altro difetto di fabbrica per il Palermo, che fa tanta fatica a fare gol. Dopo 12 partite il Palermo ha segnato 12 reti, la media di un gol a partita è la più bassa tra le prime 10 in Serie B. Oltre a Bari e Juve Stabia, decima e sesta a quota 13, tutte le altre squadre hanno segnato almeno 16 gol. E poi un altro dato decisamente preoccupante è che il Palermo in 6 partite, 7 se consideriamo anche la gara di Coppa Italia contro il Napoli, non ha fatto gol. Il Ramadan è legato alla scarsa vena sotto porta di giocatori come Henry, Di Mariano, Leduaron e Brunori. Il Palermo intanto lavora per la gara di venerdì a Frosinone, altra partita delicata per la formazione di Dionisi, che di fronte si troverà una squadra in crisi ma qualitativamente insidiosa. Potrebbero sicuramente esserci novità in avanti, dove Brunori scalpita per una maglia da titolare, ma dovrà vedersela con Henry che parte sempre favorito. Insigne certo di un posto, poi ballottaggio tra Di Francesco, Leduaron e Di Mariano. Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24. Il telegiornale tornerà alle 19. Vi lascio adesso al nostro Focus curato dalla collega Giusy Lazzara. A tutti un buon pomeriggio.